Si è svolta ieri la festa dei Carabinieri, giunta alla sua 208esima edizione presso lo scenario splendido del Tempio della Concordia. Dopo la pandemia si ritorna quindi a festeggiare con la gente e tra la gente. Una festa dell'Arma ieri, quella un po' atipica, che ha visto anche il coinvolgimento delle scuole superiori della nostra provincia. Alcuni studenti degli istituti Foscolo, Politi di Agrigento, Livatino e Fermi di Licata hanno sceneggiato dei momenti del crimine che poi sono stati risolti chiamando i carabinieri, che a sua volta sono stati premiati con le onorificenze al merito. La cerimonia si è aperta con il ricordo delle vittime, osservando un minuto di silenzio. La manifestazione è stata presentata dal collega Silvio Schembri, coadiuvato dal comandante Stingo. Il colonnello ha anche voluto ricordare momenti importanti, come l'inaugurazione della mostra sull'acqua presso la caserma di Agrigento e la cerimonia fatta in ricordo dell'uccisione del maresciallo Guazelli. Quindi si è passati alla premiazione dei carabinieri di Favara, che in un incendio hanno salvato una signora con le sedie a rotelle. Sono stati premiati dal sindaco della città favarese. Quindi la storia di una signora che è stata salvata dai militari che si voleva gettare dal viadotto Morandi. A premiare i carabinieri è stato il sindaco di Agrigento Miccichè. Si è passati poi a una storia avvenuta realmente a Licata, dove gli alunni dell'istituto Fermi hanno simulato una scena di violenza subita ai minori disabili, premiato tra gli altri il comandante Caccetta dal sindaco di Licata. Una storia di violenza codice rosso, una ragazza è stata simulata dagli studenti del Politi, avvenuta realmente a Cammarata. A premiare i carabinieri interessati a tale soluzione del caso il sindaco della città Mangiapane. Quindi un ricordo da parte del collega recentemente scomparso, il maresciallo Sabella. Sono stati chiamati sul palco i figli. Si è passati quindi a simulare un atto vandalico avvenuto a Scala dei Turchi, imbrattata con la vernice rossa da due giovani, poi subito ritrovati. A premiare i militari, tra cui il maggiore La Rovere, il sindaco di Realmonte Lattuca. L'ultima scena, la più toccante, è stata quella interpretata dagli studenti del Livatino, ossia quella avvenuta che ha riguardato la città di Ravanusa, allorquando nella serata di un sabato, a causa di uno scoppio delle tubature del gas, sono morti diversi cittadini. Premiati i militari della stazione di Ravanusa, al comandante Pedrocchi, dal vice sindaco di Ravanusa Carmina, quindi la consegna della targa a lotta proprio al comandante della stazione di Ravanusa. Un po' prima del termine della manifestazione è stato illustrato il progetto ambiente dal colonnello Vincenzo Castronovo del Centro Anticrimine Natura, che si sta diffondendo in tutta la Sicilia e non solo. Una talea dell'albero di Falcone verrà piantata nei luoghi pubblici ove ne sarà richiesta la presenza. Un pezzo di questa talea è stata consegnata anche al direttore del parco Sciarratta per seminarla nel giardino dei Giusti. Quindi la Maina Bandiera, l'inno nazionale e gli onori al prefetto e al comandante Stingo. Una giornata che qui ad Agrigento abbiamo inteso dedicare ai giovani. Ciò che accadrà sarà una festa dell'Arma forse un po' sui generis, dove i ragazzi delle scuole superiori della provincia racconteranno i loro carabinieri e lo faranno attraverso una narrazione di fatti realmente accaduti nell'ultimo anno. È un momento importante perché rappresenta un percorso di crescita comune, una crescita tesa alla legalità, al bello e al buono. Una festa che riprende dopo la pausa del Covid, comandante, che significato assume? È una festa ancora più importante questa, perché è la festa della rinascita, è la festa della rinascita culturale, solidale e legale. Siamo qui per festeggiare l'Arma dei Carabinieri, a cui siamo tutti particolarmente legati. È quel corpo di polizia che ci è tradizionalmente più vicino. Nella nostra provincia poi pensate che su 43 comuni abbiamo 42 stazioni dei carabinieri, significa che veramente i carabinieri ci sono sempre e comunque. Per me oggi è anche un motivo di, come posso dire, di orgoglio essere qui dopo 2 anni effettivamente in cui
I festeggiamenti sono stati veramente molto sobri, perché è giusto così, è giusto che ci siano i ragazzi, che ci sia la gente e ancora una volta che lo Stato si presenti non in maniera come dire, solo di facciata, ma concretamente dando prova di essere sempre vicino ai cittadini. Anche l'amministrazione regionale ha ritenuto di essere presente in questo momento di festa per l'Arma dei Carabinieri dopo la pausa del Covid. Una ricorrenza importante per ricordare il ruolo dell'Arma ogni giorno in silenzio, un presidio di legalità e di sicurezza per i nostri territori. Sì, 176 anni oggi per la nascita dell'Arma dei Carabinieri, la presenza di Agrigento è fondamentale, i Carabinieri ci stanno dando una grande mano d'aiuto, ma dal punto di vista non tanto repressivo ma anche come prevenzione, un lavoro immane che stanno facendo mi corre l'obbligo di ringraziarli in prima persona ma anche a nome della Giunta comunale, dell'intera amministrazione comunale e anche da parte del Consiglio comunale.